Diamo inizio a questa giornata cerimoniale per il 70° anniversario fondazione Gruppo Alpini di Bavaria. Viene donata la bandiera da parte del presidente sezionale Piovesan Marco al Gruppo di Bavaria. Presenti, attenti! Alza bandiera! Presenti, risposta. Oggi siamo qui ad una bellissima festa che ci vede tutti riuniti per l'apertura di una nuova sede del Gruppo Alpini di Bavaria, la prima sede a Bavaria, che è il risultato dello sforzo collettivo del gruppo degli alpini di questo luogo, una sede bellissima, molto ben curata, con dei bei dipinti, che sarà un luogo di accoglienza anche per tutta la comunità di Bavaria. E quindi la popolazione è molto contenta, credo che sarà una bellissima festa. Buongiorno a tutti, vi ringrazio. Oggi è una giornata sicuramente che corona un sogno e cosa dire, sono stati 2 giorni fantastici con i bambini, ieri sera col coro, il momento al sacrario e oggi credo sia il top, una giornata bellissima, il tempo tiene, la gente c'è, gli alpini ci sono e come sempre viva gli alpini!
grandissima giornata per Bavaria, l'inaugurazione della sede e il 70° del compleanno portano veramente felicità a tutta la città e a tutti gli alpini della sezione, quindi per noi un grande augurio di buona continuazione a Stefano e a tutto il suo gruppo. Iniziamo questa ufficiale cerimonia ricordando il 70° anniversario di fondazione. Do il benvenuto in questa occasione di fondazione, dell'inaugurazione e della sede del gruppo Alpini di Bavaria. Do il benvenuto al commissario prefettizio dottoressa Paola De Palma, al comandante delle stazioni dei carabinieri di Nervesa della Battaglia, maresciallo Salvatore Basaturo, al parroco di Nervesa della Battaglia, Bavaria e Santa Croce, Don Flavio Gallina, al consigliere della sezione nazionale alpini Daniele Bassetto, al presidente della sezione alpini di Treviso Marco Piovesan, al vicepresidente vicario Franco Giacomini, al vicepresidente Antonio Barbierato e ai consiglieri sezionali presenti, al presidente emerito della sezione di Treviso Panno Raffaele, al vicillo della sezione di Alpini di Trento rappresentato da Los Renato e dal consigliere Bettega Aldo, al capogruppo Stefano Callegari e a tutto il gruppo Alpini di Bavaria, ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma con i loro simboli associativi, ai rappresentanti dei gruppi alpini della sezione di Treviso con i loro gagliardetti, ai volontari della protezione civile della sezione di Treviso. Entri negli schieramenti il tricolore. Presenti, attenti, alza bandiera. Belli d'Italia, l'Italia se ne sta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, oh, la vittoria le porga la chioma e schiava di Roma, il Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, oh bella vittoria le porga la chioma e schiava di Roma, il Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Presenti, riposo. Si rendono ora gli onori ai caduti. Presenti, attenti. Onore ai caduti.
sanitario.
Si rendono ora gli onori agli alpini andati avanti. Presenti, attenti! Onore agli alpini andati avanti. Presenti, riposo. Buongiorno a tutti e benvenuti. Prima di iniziare volevo ricordare che questa Santa Messa ricordiamo tutti gli alpini vivi e defunti e poi ricordiamo una persona, Laura. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. All'inizio della Santa Messa prepariamo il cuore ad accogliere la parola del Signore e poi il dono che Lui ci fa di sé attraverso l'Eucaristia. Chiediamo insieme perdono. Anch'io anzitutto volevo salutare tutti i presenti, cominciando dalle autorità di ogni ordine e grado, ma soprattutto un saluto lo rivolgo a tutti gli alpini presenti. Abbiamo sentito una pagina del Vangelo di Pasqua. Nei giorni scorsi avevamo sentito Gesù risorto apparire alla Maddalena, ai discepoli nascosti nel cenacolo, a Tommaso. Stavolta il famoso episodio di Gesù che appare a questi due che stanno tornando a Emmaus, scappano da Gerusalemme, da dove hanno visto il loro Signore morire in croce, per andare a Emmaus, per tornare quasi alla vita di tutti i giorni. È una pagina molto grande, molto intensa. Una volta le comunità cristiane la usavano per spiegare come anche adesso si incontra il Signore risorto. Infatti è una pagina di risurrezione che descrive il tempo dopo la morte di Gesù, quindi anche il nostro tempo. Questi due discepoli, uno ha il nome Cleopa, l'altro non ce l'ha, quasi a dire che nell'altro possiamo mettere il nostro nome. Ecco, questi due discepoli sono in ricerca, sanno molto di Gesù eppure non lo riconoscono. Sono stati conquistati da una speranza che adesso sembra morta perché Gesù l'hanno messo in croce, però stanno ancora discutendo e quindi sono ancora in dialogo, sono ancora in ricerca. E dice il Vangelo che ancora una volta l'iniziativa la prende Gesù, come per la Maddalena, come per gli Apostoli, come per Tommaso. È Gesù che prende l'iniziativa. Signore Gesù, hai detto ai tuoi amici: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io so. L'alfiere a fianco del lettore col cappello alpino, segno a memoria di tutti gli alpini di Bavaria andati avanti. Preghiera dell'alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balsa delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente che governi tutti gli elementi, salva noi armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donagli di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo, destinato alla gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con tutti voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona domenica a tutti e buona festa. La cerimonia continua con le allocuzioni delle autorità. Prende parola il capogruppo Alpini di Bavaria, Stefano Callegari. Buongiorno e benvenuti a tutti. Grazie per essere qua a far festa con gli Alpini di Bavaria. Scusate l'emozione, ma la vedo dura. Allora, saluto la dottoressa Paola De Palma e la ringrazio per la sua totale disponibilità, il maresciallo Salvatore Vasaturo, il consigliere dell'ANA nazionale Daniele Bassetto, la sezione di Trento presente oggi, con i consiglieri sezionali Los Renato e Bottega Aldo. Saluto il presidente della sezione di Treviso Marco Piovesan, il vicepresidente vicario Giacomin Franco, il vicepresidente Antonio Barbirato, il presidente emerito Raffaele Panno, il consigliere di raggruppamento Enrico Zammai e tutti i consiglieri sezionali presenti. Ringrazio Don Flavio e il coro parrocchiale per l'ottima giornata e l'ottima prestazione, diciamo così. Ringrazio la fanfara alpina di Conegliano, il reparto Salmeria della sezione di Vittorio Veneto, la protezione civile e tutte le associazioni d'arma e civili presenti, e permettetemi di salutare anche chi viene da più lontano, cioè gli alpini di Adro della sezione di Brescia e gli alpini di Lizzanella della sezione di Trento e gli alpini della sezione di Pordenone. Siamo qui a celebrare i 70 anni del nostro gruppo, un gruppo che nel corso degli anni ha sempre svolto il proprio dovere grazie ai capigruppo miei predecessori e agli alpini iscritti, arrivando fino ad oggi all'inaugurazione della nostra nuova sede.
Sicuramente un grande traguardo importante, ma più che un traguardo per noi è un nuovo punto di partenza, nella speranza che possa diventare punto di riferimento per il nostro paese. Abbiamo voluto intitolarla Don Carlo Gnocchi, oggi beato, per la sua grande umanità prima, durante e dopo le guerre. Un uomo che noi alpini conosciamo bene. Questa sede, impreziosita dalle opere di Roberto Massura, ospiterà anche la raccolta storica della Domenica del Corriere donata dal nostro socio Giuseppe Campagnola, che è qua presente tra noi. E ringraziamo moltissimo per il suo operato. Un applauso e suo merito a tutti. Molte sono le persone che hanno contribuito gratuitamente alla realizzazione di questa sede, a partire dal nostro architetto Antonello Barro, il perito industriale Callegari Leonardo, l'ingegnere ed ex sindaco Fabio Vettori e il suo predecessore il dottor Fiorenzo Berton, i piccoli imprenditori, gli artigiani ed una nota azienda del territorio. Ringrazio naturalmente il consiglio direttivo ed i miei alpini per la strada che abbiamo percorso insieme e in questi anni con tutti i momenti a volte anche difficili, ma che resteranno sempre nei nostri cuori. Ringrazio le famiglie che abitano in questa via e che ci hanno sempre supportato e supportato. Fa piacere mentre lavori quando arriva qualcuno con caffè, un bignè, un bicchiere di vino e anche bon, perciò fa molto piacere. Allora, sì, a volte siamo anche un po' rumorosi, perciò ci sopportano anche per questo. Un pensiero anche a chi ha perso tempo a sparlare, e a loro dico che gli alpini non hanno tempo da perdere. Gli alpini impiegano il loro tempo per fare, perché crediamo che quel che conta siano le cose concrete, e questo è un esempio. Termino con una frase che è un augurio a tutti gli alpini, incisa all'interno dell'opera che vedete sopra il nostro cippo, creata dall'alpino e consigliere sezionale Flavio Spadotto e donata dal gruppo alpini di Mansuè. Questa frase dice: Aquila, vola, il tuo mondo ha il cuore alpino. Viva gli alpini sempre e dovunque, viva l'Italia! Buongiorno a tutti. Sono contentissima di vedere tante persone in questo momento, in questa celebrazione che è cominciata ieri con l'onore reso al Sacrario di Nervesa e è stato poi completato nella serata dal coro dei congedati della Brigata Giulia presso la palestra di Bavaria, tutto a Bavaria. A Bavaria abbiamo avuto recentemente anche da parte del Lions la donazione di alcune specie di alberi autoctone che sono state inserite nel contesto della scuola elementare che è di recente costruzione. Quindi volevo dire che Bavaria in questo momento è veramente un luogo di grande attenzione. La cerimonia continua oggi e ovviamente saluto per cominciare tutti coloro che già Stefano Callegari ha salutato, le associazioni combattentistiche d'Arma, il comandante Vasaturo, Don Flavio, tutti gli alpini nelle loro stupende cariche, a iniziare dal presidente della sezione di Treviso Marco Piovesan, che ho incontrato oramai molte volte, e saluto soprattutto tutti gli alpini che sono qui dalle più parti d'Italia e la cittadinanza che è qui presente, inclusi appunto i vicini di casa che sono sempre stati così disponibili. Raccolto qualche pensiero, ma insomma i pensieri si sovrappongono nell'emozione della giornata. Posso dire che condivido come rappresentante del Comune la soddisfazione del gruppo Alpini e di tutta la comunità di Bavaria di avere qui adesso in questo luogo un luogo di incontro e di condivisione.
Gli alpini, uomini e donne al servizio di questo paese, non solo in tempo di guerra e di calamità, e mi ricordo bene il campo alpini a Pianola, dove ero anch'io a fare la mia attività per conto del Ministero dell'Interno. Quindi gli alpini sono al servizio del paese non solo in queste situazioni, ma anche e soprattutto in tempo di pace. Gli alpini sono sempre pronti per iniziative di beneficenza, sono sempre solidali e sono riusciti a realizzare questo che chiamerei un focolare, no? All'interno c'è un camino, il focolare, che sarà il punto di riferimento per ulteriori attività di solidarietà. Apro una parentesi, avete come numero civico il 18, che è l'anno della vittoria. Mi sembra che sia una buona cosa, no? Un buon auspicio e sia anche in sintonia, no? con questo luogo. Gli alpini, l'abbiamo detto, ma l'ha detto adesso Stefano Callegari, che ringrazio di essere venuto in comune a raccontarmi la storia di questo progetto, quanta fatica, quanto impegno, quante persone hanno dato una mano, quanti hanno collaborato sia con l'opera di intelletto, sia con l'opera manuale, sia con il sostegno economico, e quanto importante è per questa comunità oggi, come dire, dare un segno di presenza. Questo è un luogo che mi viene detto che sarà aperto alla comunità, quindi è un luogo dove la comunità potrà trovare un punto di supporto e di sostegno. Io non posso altro che ringraziarvi e ringraziare Stefano, che però vorrei che salisse un attimo con me perché lo devo un attimo castigare, e lo ringrazio a nome di tutta la cittadinanza, e lo voglio anche ringraziare a nome del personale del comune. Ovviamente abbiamo detto la protezione civile, abbiamo un gruppo molto ben organizzato. E quindi il ringraziamento che viene da parte mia come cittadinanza, ma anche al personale del comune, è dovuto al fatto che quando abbiamo bisogno degli alpini sappiamo sempre di poter contare su di loro. Io credo che quando tornerò a Bavaria, sono 35 anni che vengo a Bavaria, diciamo per motivi ludici, di puro divertimento, perché è un luogo che mi è sempre piaciuto. È un luogo dove si viene la sera d'estate a frescheggiare, sono 35 anni, quindi quando tornerò e passerò da questi luoghi, che poi sono luoghi anche storici, perché abbiamo qua la cappella di San Girolamo, quindi è un luogo veramente importante per questa comunità. Io insomma mi ricorderò di questo momento. L'ultima cosa che volevo dire, pensando alla canzone Il Signore delle Cime, chiediamo al Signore di prendere il paradiso l'alpino, però voglio dire, voi alpini il paradiso lo fate anche sulla terra, perché questo scrigno, questo luogo, come tutte le cose che fate, sono tanti piccoli paradisi, cioè voi siete la prova che si può fare di questo posto, di questo mondo, un posto migliore. Quindi grazie ancora alpini per tutto quello che fate, siete una testimonianza, come dire, di impegno, di efficacia, di tutto quello che veramente si può desiderare. E io ho portato un pensiero a nome del comune di Nervesa, che rimanga qui, diciamo, a ricordo di questa cerimonia, e quindi verrà, spero, a venire questa sede che è già per conto suo. Sì, voglio dire, questo è un dono da parte del comune di Nervesa alla sezione alpini di Bavaria, al presidente, in modo tale che rimanga un po' il ricordo di questa cerimonia. Questa è la rappresentazione del municipio, dell'ex sede della scuola dei bombardieri del Re, che è un municipio veramente bellissimo, uno dei più bei municipi che abbia mai visto in vita mia, veramente bello e, come dire, imponente, ecco. E questo a ricordo di questa giornata. Buongiorno a tutti, anch'io mi accodo ai saluti alle autorità presenti. Dottoressa, è un piacere sempre ricontrarla in questi bellissimi momenti che fanno bene al cuore.
Caro Stefano, finalmente siamo arrivati a questa fatidica giornata, 70° anniversario della fondazione, quindi un grande traguardo che sicuramente rinnova quando i nostri vecchi hanno cominciato tanti anni fa e quanti altri vecchi hanno collaborato per realizzare anche questo gruppo. Questa mattina ci siamo trovati un po' prima, io e te, assieme ai tuoi alpini, abbiamo issato la bandiera, simbolo proprio della nostra patria, proprio come diciamo siamo qui, siamo presenti, ci siamo. E la casa che stiamo inaugurando oggi veramente è importante perché per noi, penso, io sono figlio di un immigrante e so quanto sono stato immigrante anch'io per un certo periodo della mia vita e so quanto è importante sia la casa, per noi alpini la baita. Quindi questa baita sia veramente un punto di riferimento non solo per gli alpini ma anche per la comunità, che racchiuda e raccolga veramente tutti i buoni intenti e tutti i nostri valori che sappiamo tramandare col futuro. Quindi da parte nostra, da parte di tutto il Consiglio Sezionale, vi auguriamo una buona continuazione, di mantenere vivo e ardore quella fiamma che dentro di noi è sempre viva, sempre calda, e condividere con tutti quanti, non solo gli alpini, ma come ho detto prima anche tutta la comunità, e che questa bandiera e questa baita sia baluardo fedele veramente dei nostri valori. Un augurio a tutti quanti di una buona continuazione e sempre viva gli alpini, viva l'Italia! Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, saluto le autorità civili e militari qui presenti. Io non mi dilungo tanto perché ho sentito già fare tutti i complimenti al grande capogruppo che rappresenta questo bellissimo gruppo di Bavaria, dove hanno saputo esprimere il meglio di se stessi, quindi non faccio altro che complimentarmi. Io ho il compito di portare il saluto di tutta l'Associazione Nazionale Alpini, del Consiglio Direttivo Nazionale e del nostro Presidente Favaro. Cosa dire? Non ho tanto da dire, anche perché non mi ero preparato, sono tornato ieri in giro per l'Italia per le nostre attività e quindi non mi ero neanche preparato nell'argomento. Comunque credo che questa sia veramente la sede dove il gruppo scaturirà il massimo delle sue energie. Sarà una fucina di nuove attività, delle prospettive e sicuramente anche di aiuto alla nostra popolazione. A livello nazionale voglio soltanto ricordare che a giorni avremo la nostra grande festa in quel di Udine, dove invito tutti a partecipare con la massima solennità che noi sappiamo dare, con la nostra compattezza che sappiamo esprimere. Poi a livello nazionale, tanto visto che la dottoressa ha detto che noi siamo una fucina di attività, dico a tutti quanti che stiamo operando in questo periodo, stiamo realizzando un progetto in Mozambico dove andiamo a fare i 30 anni di Albatros, 30 anni dopo il termine della Naia, e andremo a realizzare una chiesa contenente 700 posti in quello, con la maestranza e con il lavoro dei nostri alpini. Quindi dottoressa, siamo presenti anche nel mondo, non solo nel nostro. Siamo sempre vicini alla nostra popolazione, siamo presenti con la nostra protezione civile e con tutte le nostre sedi dove tiriamo fuori il meglio di noi. Quindi non mi resta altro che dire auguri al gruppo di Bavaria, auguri a tutti gli alpini e viva l'Italia. Grazie consigliere nazionale. La cerimonia continua con l'inaugurazione della sede. Bene, taglio del nastro.
di procedere con la benedizione, volevo dire una parola solo su Don Carlo Gnocchi, a cui è dedicata questa sede degli Alpini. Ricordo solo che Don Carlo era un sacerdote milanese, educatore, attivista, scrittore, che è stato cappellano militare degli Alpini nella Seconda Guerra Mondiale, nel 41-42 nei Balcani e nel 42-43 in Russia. Era uno dei presenti alla battaglia di Nikolajevka ed è uno dei 13.000 che è tornato dei 61.000 che erano presenti in quella battaglia. Dopo questa esperienza così forte, così dura, si adoperò ad alleviare le sofferenze e le miserie della guerra, soprattutto aiutando quelle persone che noi conosciamo oggi con il nome i mutilatini. E come ho detto prima, è stato dichiarato beato da Papa Benedetto XVI nel 2009. E ora procediamo allo scoprimento della targa da parte dei due alpini. Don Flavio procederà alla benedizione della targa e della nuova sede. Prego. Benedetto sei tu e degno di ogni lode, Signore Dio nostro, che chiami l'uomo a collaborare al progetto della creazione mediante l'attività congiunta della scienza e del lavoro. Guarda con bontà i tuoi figli alpini che hanno costruito questa sede del loro gruppo. Fa che questo ambiente e questi locali diventino strumento per annunziare la verità, alimentare la carità, difendere la giustizia, diffondere la gioia, favorire e consolidare quella pace che ci ha portato dal cielo Cristo nostro Signore. Ora proseguiamo con la consegna dei presenti in ricordo dell'evento alle autorità. Al comandante della stazione dei carabinieri nel villaggio della battaglia, grazie a lei, grazie a Presto. Maresciallo Salvatore Vasaturo, prego. Al consigliere della sezione nazionale alpini Daniele Bassetto. Al presidente della sezione alpini di Treviso Piovesan Marco. Al consigliere del 13° raggruppamento Enrico Zamai. Al parroco di Bavaria Don Flavio Gallina. Al presidente emerito della sezione di Treviso Raffaele Panno. Passiamo ora
ai capigruppi emeriti. Capogruppo emerito Callegari Luigi. Al capogruppo emerito Campagnola Giuseppe. Invito alla consegna del pino carissimo amico di Giuseppe Flavio Spadotto. Qui vediamo un'aquila che rappresenta l'essenza degli alpini, promessa fatta dal suo carissimo amico Flavio. Grazie di questo applauso dedicato a Beppe. Un momento emozionante, forte questo. Caro Beppe, tieni duro. Il capogruppo emerito Zanatta Luciano. Invito alla consegna Marco Piovesan a fianco al capogruppo. Come ogni buon gruppo c'è una madrina. Invito la madrina Giuseppina Bettiol. Invito Antonio De Luca, titolare delle Salmerie. Diamo la parola ad Antonio. Mi vedo arrivare un camioncino carico di fieno. Siamo gli alpini di Bavaria, abbiamo deciso di donare del fieno ai muli. Ha detto bene il presidente di Treviso che gli alpini aprono il cuore. Volevo ringraziare i miei conducenti, che senza di loro io non faccio niente. Voglio ringraziare il responsabile, Rino Carpenè, che per motivi familiari non ho potuto venire qui. Volevo donare alcuni regali al gruppo di Bavaria. Innanzitutto il nostro gagliardetto del reparto Salmerie. Un piatto sempre del reparto Salmerie, perché Bavaria merita tanto.
per ultimo e non per ultimo, il quadro di Rorro. Grazie a tutti, ho voluto fare così perché Bavaria merita. Grazie, buongiorno, buon pranzo. Grazie Antonio. Siamo giunti a questo punto al termine definitivo della cerimonia. Ringrazio le varie autorità civili, militari e religiose e le associazioni d'arma combattentistiche e tutti i volontari presenti. Un nuovo grazie e una buona domenica a tutti voi cittadini di Bavaria. Buongiorno e viva gli alpini!
Onore ai caduti! Quindi attenti! Preghiera ai caduti. Signore Gesù, ti preghiamo per i nostri militari, caduti negli adempimenti del loro dovere, nei cieli, in terra, sui mari, per il loro supremo sacrificio, per la fede, la speranza e l'amore che li animarono nel servire la patria. Dona loro la vita eterna, a noi il conforto, all'Italia e al mondo la prosperità e la pace. Fa, o Signore della vita, che il nostro popolo accolga il loro esempio e sia sempre degno del loro sacrificio, nella fedeltà delle nobili tradizioni, nell'amore ai valori umani e cristiani della nostra storia. Amen. Quindi, Buon pomeriggio a tutti, vi saluto, vi ringrazio dell'invito in questa giornata che è preparatoria alla grande cerimonia che si svolgerà domani per l'inaugurazione della nuova sede del Gruppo Alpini di Bavaria. È un momento importante perché la comunità si stringe intorno a voi alpini che siete riusciti a creare questa nuova realtà, questo nuovo punto di incontro di cui quella comunità ha evidentemente grande bisogno, come mi ha raccontato nel colloquio che abbiamo avuto Stefano Callegari, che ringrazio anche di essere venuto diverse volte a parlarmi e a spiegarmi l'importanza per la comunità di Bavaria di avere questo nuovo punto di incontro. Domani la cerimonia sarà molto importante, quindi ci sarete voi, ci saranno molte altre persone, immagino, e tutta la comunità di Bavaria e immagino anche tutta Nervesa si stringerà intorno a voi perché è un evento importante, è veramente come dire, un momento in cui ci stringiamo tutti insieme per celebrare questo nuovo punto di incontro, che non sarà solo una sede degli Alpini a quanto ho capito, ma sarà messo a disposizione, come mi ha detto Stefano Callegari, della comunità. Bavaria c'è particolarmente bisogno di questo punto di incontro e quindi voi con le vostre forze, con la vostra rete di professionisti, amici e tutta la forza di cui siete capaci, siete riusciti a realizzare
questa sede di cui andate giustamente orgogliosi e che domani andremo a celebrare tutti insieme. Credo che questo sia il modo, uno dei tanti modi che avete di onorare la memoria dei caduti che siamo qui a onorare, per onorare la memoria loro e diciamo di testimoniare con le opere, non con le parole ma con le opere, quello che gli alpini sono capaci di fare in tempo di guerra, perché hanno dato il loro importantissimo contributo in tempo di calamità, ma soprattutto adesso finalmente in tempo di pace. Quindi in pace il lavoro degli alpini, la loro capacità di essere efficaci, di essere pronti, di rispondere alle esigenze anche nelle iniziative di beneficenza che siete riusciti a realizzare, alle quali insomma, anch'io ho potuto assistere, per le quali vi ringrazio a nome delle comunità che hanno beneficiato della vostra opera di raccolta di fondi. Quindi siete riusciti in tempo di pace, e normalmente riuscite in tempo di pace, a fare grandi cose. Grazie alpini, grazie di esistere e andate avanti sempre così. Grazie. E soprattutto la ringrazio per la grande disponibilità che ha avuto nei nostri confronti. Saluto il vicepresidente Franco Giacomini, il vicepresidente della sezione. Un grazie a tutti i consiglieri di raggruppamento e tutti i gagliardetti e tutti voi alpini. Saluto anche gli alpini di Lisanella di Trento che sono appena arrivati. Mario, grazie per essere qua. Bene, adesso inauguriamo questa piccola mostra e vi do due notizie proprio a riguardo della mostra. Allora, la mostra che c'è dentro all'interno è la Domenica del Corriere, è stata donata da Bepi Campagnola, che tutti conoscono. Allora, il primo numero vide la luce la prima domenica di gennaio del 1899, voluta dal giornale Il Corriere della Sera. La mostra è composta da più di 60 quadri, questo è un saggio all'interno, sono 15 o 16 all'interno. Questa mostra è stata ospitata al Portello Sile ed è stata esposta per la prima volta nell'anno 2000, perciò gli alpini sicuramente qua si ricorda. Poi è stata ospitata presso tanti gruppi alpini, insomma, ecco. All'interno troverete anche degli affreschi fatti dal Roberto Massura, è un artista della zona qua, come che anche il cappello all'esterno, questo impreziosisce la nostra sede. Bene, adesso se volete accomodarvi, non finire il taglio di nastro, una roba molto semplice, se volete accomodarvi tanto potete visitare, nel frattempo prepariamo un rinfresco che dopo giustamente non brade vino non fa mai male. Grazie mille. Grazie.